Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, andiamo nel Bassanese perché l'azienda sanitaria annuncia una maggiore disponibilità di ambulanze per i trasporti programmati. L'ULSS 7 Pedemontana ha già risolto il problema delle ambulanze per i trasporti programmati destinati ai pazienti del San Bassiano. Dalla settimana prossima ci sarà una maggiore disponibilità di mezzi per ovviare alle molte richieste da parte della popolazione e di chi, per recarsi in ospedale, deve utilizzare un mezzo attrezzato. La situazione si è resa necessaria a causa della maggior frequentazione del nosocomio bassanese durante questo periodo di festività, che ha comportato per un anziano qualche ora di permanenza in reparto dopo una dialisi. L'azienda sanitaria spiega cos'è accaduto. Ieri è stata una giornata particolarmente critica per quanto riguarda i trasferimenti secondari. Ho provveduto a fare un'analisi dettagliata di quanto è successo ieri. Abbiamo avuto ben 38 trasferimenti secondari, dimissioni di pazienti al domicilio verso strutture residenziali, necessità urgenti di accompagnare pazienti a fare terapie, camere iperbariche, attori di cortisolo, piuttosto che andare a fare procedure tipo RCP o ospedale di Sant'Orso. Quindi ieri è stata una giornata davvero tanto impegnativa, con una media di viaggi che supera la media, quindi è stato un qualcosa di non quasi prevedibile. Abbiamo comunque fronteggiato queste criticità cercando di andare anche a chiedere dei viaggi aggiuntivi alle nostre ditte che comunque supportano il pronto soccorso e l'ospedale per i viaggi, per i trasporti secondari. Ma l'ULSS annuncia anche che sono in arrivo nuove ambulanze per risolvere questo problema. Con la direzione si sta proprio attivando e arrivando un po' alla conclusione un ulteriore rinforzo per quello che riguarda il trattamento proprio dei pazienti che necessitano di rientrare a domicilio, quindi si sta cercando di ampliare anche ulteriormente una fascia oraria di disponibilità del mezzo. È un rafforzamento in una fascia oraria pomeridiana che stiamo andando a prevedere già da subito dopo le feste, quindi ripeto, non è cambiato nulla, non è successo nulla rispetto a quanto accaduto finora, si sta perfezionando soltanto una modalità operativa per dare una maggior presenza pomeridiana per consentire un rientro a domicilio nei tempi magari migliori. E ora un documento davvero eccezionale, un branco di lupi ripreso a pochi metri dal rifugio Val Maron. La scena sembra presa da un documentario sul grande nord del continente americano, oppure dalle pendici di qualche catena montuosa dell'est europeo. Invece questa incredibile testimonianza che mostra un gruppo di lupi che camminano tranquillamente sulla neve arriva dall'altopiano di Asiago. Il branco, perché è chiaro a tutti che di un branco si tratta, è stato visto e filmato dal rifugio Val Maron, nell'omonima località. Una zona decisamente frequentata sia d'estate che d'inverno, a 2 passi da Enego e dalla Marcesina. Eppure i lupi ci sono e sembra non dargli alcun fastidio la presenza di chi sta facendo il filmato e quella di qualche cane che abbaia disturbato dall'irruzione della natura più selvatica fra strade, rifugi e aree dedicate allo sport. Rete Veneta aveva appena lanciato l'allarme sul rischio di spopolamento delle malghe nella stagione estiva a causa della presenza di predatori e questo nuovo sensazionale documento sembra arrivare come una conferma e un monito. I lupi ci sono ormai stanziali e le istituzioni devono decidere una volta per tutte se vederli come una minaccia o una risorsa. L'importante è che non si faccia finta di non vederli. Ma in questo caso ci penseranno i nostri telespettatori e la nostra emittente a ricordare a chi di dovere che il lupo c'è e sta bussando alla porta delle case dell'altopiano. E ora i saldi, siamo andati a Padova a vedere come è proseguito il primo giorno dunque delle vendite di fine stagione. Dall'associazione di categoria come ogni anno arriva la richiesta di spostare la data di inizio delle svendite in città, vigili in borghese per evitare le truffe. È iniziata la corsa ai saldi, lo vedete, il centro di Padova affollato, negozi pieni, una spesa media di 170 euro a persona. Abbiamo approfittato dei saldi e niente, c'è molta gente in giro. Ho comprato 2 paia di camicie e un maglione. C'è convenienza. Diciamo che erano scontate del 20%, quindi sì, qualcosina di conveniente c'è. Un'occhiata alle vetrine, cartellini in bella mostra con i prezzi di partenza e quelli scontati. Si entra e si esce dai negozi, complice il bel tempo, l'avvio dei saldi è positivo. Borsetti in mano, abbigliamento e scarpe, gli articoli più gettonati dai padovani. Cosa ha acquistato? Una borsa, degli slip da uomo, poi cosa abbiamo preso? Delle magliette. Lei aspetta la moglie che invece... Io non ho autonomia decisionale su questi argomenti. Ci pensa la moglie. Certo. Ho comprato cose da vestire per i ragazzi. È conveniente quindi aspettare i saldi? Sì, è conveniente, sì, è conveniente.
Spesa media? Questo... Su 200 euro. Secondo i dati di Confesercenti, in questo periodo di saldi verranno spesi circa 100 milioni di euro a Padova. Un'occasione per i commercianti per svuotare i magazzini che sono ancora molto forniti, fa sapere le associazioni di categoria, che però non apprezza l'avvio delle svendite subito dopo il Capodanno. È un appuntamento però che, come dico da anni, andrebbe rivisto nella data, spostato in avanti, perché o i saldi sono le vendite di fine stagione oppure i saldi sono le vendite di mezza stagione. La polemica inoltre riguarda soprattutto le grandi catene di moda e i franchising che già durante il Natale invitavano con SMS i clienti in possesso di carte fedeltà ad usufruire di sconti, nonostante la normativa vieti di applicare ribassi nei 30 giorni che precedono l'avvio dei saldi. Per tutelare il consumatore e anche i commercianti onesti, il Comune di Padova ha deciso di intensificare l'attività della polizia locale durante il periodo delle svendite, con la presenza di agenti in borghese che gireranno per i negozi per verificare la chiarezza dell'esposizione delle offerte ed evitare così le truffe. Stiamo scappando, sì. È corsa ai saldi. Sì. E domani invece tanti falò per l'Epifania, che si chiamino Panevino, Piro e Aparo, e un po' dappertutto, saranno centinaia in tutto il Veneto, 150 solo nella Marca trevigiana. Siamo stati ad Arcade. Mancano poche ore nella Marca per la tradizione del Panevin. Dalla tradizione cristiana del Natale si passa a quella pagana con il centenario rito del Rogo della Vecia. Ad Arcade, il più grande e forse antico Panevin della Marca, è tutto pronto. Beh, come potete vedere la pira è già pronta, gli alpini hanno lavorato alacremente questi giorni, quindi siamo pronti per domani sera alle 21 come al solito, vi aspettiamo. Questo è il Panevin più alto di tutta la Marca. Io non so se sia il più alto, ma che sia il più famoso e rinomato, questo penso che sia indubbio. Sono 53 anni che lo facciamo qui. Un occhio di riguardo anche quest'anno è rivolto alla sicurezza, visto che sono attese quasi 7.000 persone. Beh, abbiamo pensato a tutto, chiaramente noi i parcheggi sono vigilati, poi abbiamo circa 12 uomini, forze dell'ordine sono tutti armati, che vigileranno gli ingressi. Anche quest'anno un ospite d'eccezione è il Presidente della Regione Luca Zaia. Beh, ormai è una figura ovviamente immancabile, sono più di 20 anni che viene qui, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. Parliamo delle polemiche dell'ambiente, dell'inquinamento che suscitano ogni volta questi falò. Ma perché l'inquinamento salta fuori solo il 5 di gennaio? Perché durante l'anno gli ambientalisti non fanno delle lotte e combattono perché le emissioni vengono comunque ridotte anche rispetto a quelli che sono gli impianti di riscaldamento, quelli casalinghi ma anche quelli industriali? Che ci possa essere un picco diciamo di PM10 quelle sere? Sì, sicuramente ci sarà. Io non metto in discussione i rilevamenti che vengono fatti ovviamente a cura dell'ARP o degli enti specializzati, però voglio anche sottolineare che qui ad Arcade io ho emesso un'ordinanza ancora in dicembre che vieta, è fatto divieto assoluto ai cittadini arcadesi di accendere pire all'interno del comune, salvo quelle che vedete comunque qui alle mie spalle. Ora in chiusura i vostri presepi, restiamo nella Marca trevigiana, di seguito le previsioni del tempo per domani. Grazie per averci seguito e una buona serata, arrivederci. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.
Bentrovati al meteo. Domenica 5 gennaio sarà caratterizzata da un tempo stabile. L'anticiclone continua dunque a rimanere ben saldo sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un sole prevalente un po' su tutti i settori. Non sono infatti attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina e poi in serata sulle principali pianure, ma più in particolare su quelle meridionali. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime tra 9 e 11 gradi. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi tra 10 e 11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, poche novità, ampio soleggiamento anche qui e cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.